Ciao a tutti, sono Alessandro Pattaro e vi parlo da Radio Idea Sostenibile, la radio di Idea Ingegneria, e questa sera farò una trasmissione di 5 minuti soltanto. Ieri sono stato a trovare Don Albino Bizzotto, che è l'animatore dei Beati, i costruttori di pace. Don Albino ieri ha concluso il suo digiuno, aveva iniziato a digiunare 14 giorni fa come forma di protesta contro le grandi opere in Veneto, contro le grandi opere realizzate in particolare con lo strumento del project financing, cioè del finanziamento, ecco, dell'opera fatta dai privati. E non so per quale motivo, pur aderendo anch'io, ecco, a questa forma di protesta e condividendo i contenuti di questa manifestazione di contrarietà e anche questa forma estrema, ecco, in cui anche Don Albino in particolare, io digiunerò anch'io, però non per 14 giorni. È una forma di protesta estrema perché Don Albino mette a repentaglio la propria esistenza per un bene, per difendere un bene collettivo, perché spesso queste opere vengono realizzate in spregio ad ogni come dire, minimo criterio di tutela per il territorio e per la difesa dell'ambiente. E spesso sono dei progetti che costituiscono un vero sperpero di denaro pubblico, oltre che a costituire un pregiudizio ambientale. Non so per quale motivo, però anche quando partecipo a delle manifestazioni, forse anche proprio nel momento in cui, ecco, mi sembra che mi impegno molto, ecco, anche per il prossimo, per la comunità, poi spesso non ne deriva una gratificazione o un senso di soddisfazione personale. Anzi, oggi chissà perché poi mi sono fatto trasportare dalle suggestioni di una vecchia canzone di Radiohead che si chiama Creep, e dall'ascolto anche di questa canzone, che considero quasi una colonna sonora della mia esistenza, ne è derivato un senso di estraneità proprio per questa mia esistenza, ma insomma per questa mia esperienza, che mi sembra comunque al di sotto delle attese, al di sotto, insoddisfacente, mediocre. Ecco, mi sembra proprio di avvertire questo senso di non appartenenza a questo tempo, a questa dimensione, a questa realtà, ed invece di essere tutto proiettato nel futuro, con radici profonde nei valori genuini del passato. In modo sommato, non sentirmi pienamente integrato in questa dimensione. Vabbè, Don Albino, ci impegneremo di più, forse magari impegnandoci di più, correndo di più, magari riusciremo a tenere il passo di questa vita che invece corre via. Vi saluto, ciao, alla prossima puntata.